È in questo scantinato, usato come magazzino, che si sarebbe consumata la violenza ai danni di una sedicenne del Montello, trascinata giù per le scale e abusata da almeno 2 uomini, uno di questi il titolare del locale, un'attività di kebab dell'alta marca, frequentata alla fine dell'orario scolastico da molti giovani, uno stupro che ha portato all'avvio di un'indagine delicatissima quanto complessa, con il gestore, un 27enne pakistano, che ora si trova agli arresti domiciliari, come confermato anche dal dipendente che nelle scorse ore si trovava dietro al bancone dell'attività ancora aperta. Honor is, I think, arrest him in Carbonaria. Con le mani l'uomo fa il segno delle manette, dice di trovarsi da un mese nella Marca e parla in inglese. Sembra non sapere dell'orrore che si sarebbe consumato al piano di sotto e delle accuse terribili mosse al suo datore di lavoro. Rape in April here in this kebab. Work in kebab and no idea. Okay. 1 month in here. 1 month. See. Oltre al titolare del kebab, indagato con l'accusa di violenza sessuale su minori in concorso, c'è anche un secondo uomo, 29 anni, che al momento dello stupro si trovava nel locale, denunciato poi per favoreggiamento un terzo di 24, tutti sono pakistani. I fatti risalgono all'aprile scorso, la ragazzina si trovava nel locale dopo un pomeriggio con gli amici, sta aspettando che il padre la vada a prendere. È in questo momento che il 27enne tesse la sua tela e offre da bere alla ragazza, che probabilmente si fidava di lui perché cliente abituale, un mix di Coca-Cola e whisky che la stordisce e la rende vulnerabile. La minore viene portata così nello scantinato e abusata. Poi, ancora stordita, la portano fuori dal negozio e la fanno sedere su una sedia. Quando il padre arriva, trova la sedicenne in uno stato di semi-incoscienza e chiama l'ambulanza. Una volta all'ospedale e ripresi i sensi, la minore racconta di aver subito un rapporto completo. A livello sanitario vengono trovati riscontri, da qui la denuncia e le indagini, non solo testimonianze ma anche sopralluoghi, accertamenti di natura scientifica su tutte le tracce del DNA. Nel sotterraneo dell'attività c'è anche l'occhio elettronico di una telecamera, difficile capire, visto il massimo riservo degli inquirenti, se sia stata utile nel corso delle indagini. Di certo, dopo gli avvisi di garanzia e le misure cautelari, presto potrebbe aprirsi la partita processuale.